non ha filtri. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie infinite. Oggi 1 novembre 2025, parliamo di alcuni argomenti sia d'arte che di cultura, letteratura, e abbordiamo in una chiave però psicanalitica anche l'antica mai sopita questione dei sogni, qualcosa che ha arrovellato la mente umana fin dall'antichità. Si era già interessato a Artemidoro, poi tantissimi altri nel corso del tempo, ma insomma il battesimo ufficiale dell'interpretazione dei sogni in chiave moderna, razionale e profonda, è stata fatta da Sigmund Freud, esattamente 125 anni fa, quando uscì l'edizione definitiva dell'interpretazione dei sogni. Una primissima edizione era uscita nel 1899, ma solo nel 1900, nell'autunno del 1900, uscì quella che noi ancora oggi conosciamo come l'edizione definitiva dell'interpretazione dei sogni. Ma prima di abbordare questi argomenti, eccoci a tornare indietro di 50 anni, perché il 1 novembre del 1975 nasceva Tutto Libri. Cos'è Tutto Libri? È in realtà l'inserto, a tratti uscito anche in forma autonoma, cioè come rivista autonoma, ma per lo più come inserto sabatino, cioè tutti i sabati, della Stampa. 50 anni sono tanti, una rivista, a maggior ragione in un inserto, si trova a vivere con pieno orgoglio questo appuntamento, tanto è vero che oggi chi è andato ancora in edicola, non so quanti lo facciano ancora perché sappiamo benissimo in che stato di crisi versano, moltissime edicole stanno chiudendo, il cartaceo è in una fase di declino, ma chi si ostina come me ad andare in edicola ha trovato un supplemento sciolto non all'interno del giornale La Stampa, ma un supplemento autonomo, robusto e sostanzioso, di tantissime pagine. Penso, adesso lo sto prendendo in mano naturalmente perché pesa anche, di una cinquantina e più di pagine che ci raccontano la storia di Tutto Libri. Tutto Libri, quando uscì, appunto, era il 1 novembre del 75, colpì tutti perché erano esistite delle riviste letterarie in Italia, soprattutto la mai dimenticata e sempre rimpianta Fiera Letteraria, che io leggevo ai tempi del liceo. Ma la Fiera Letteraria oramai entrava in una forma di agonia, anche perché, diciamo, il modo di affrontare la letteratura, i libri, stava cambiando totalmente. Anche in televisione l'approdo, la fortunata trasmissione che si trattava di libri, veniva reimpostata in maniera diversa, meno vincolata a personaggi unici, ma più corale. E come stampa, appunto, Tutto Libri fu la prima grande soluzione insertiva di un giornale. Poi verranno tutti gli altri inserti letterari, e c'era già ovviamente la terza pagina, o pagine dedicate interamente alla letteratura, ma l'idea dell'inserto letterario, che è una antica invenzione anglosassone, in Italia è arrivata con Tutto Libri. Sono passati 50 anni, quindi appunto per festeggiare questi 50 anni Tutto Libri ha fatto questa edizione, diremo così, straordinaria, dove che cosa si riportano? Si riportano tutti i più importanti articoli dal 75 ad oggi. E così è palpabile la sensazione che col passare del tempo anche la letteratura sia cambiata, ma sicuramente. Pensate 50 anni fa ai romanzi di allora, ai grandi romanzi
di Moravia, dello stesso Pasolini, a cui dopo ci ritorneremo, o di altri, per stare in Italia naturalmente, di altri grandissimi romanzieri, Calvino, eccetera, Cassola, che producevano in forma specifica un romanzo, venivano intervistati solo per quel motivo lì, non diventavano delle star televisive ed avevano un pubblico che era specifico, appunto, che sapeva gustare anche il romanzo. Oggi come oggi molti rimpiangono quei tempi, ma non sta a me adesso dare questo giudizio, piuttosto col passare del tempo, soprattutto dopo i primi 25 anni di Tuttolibri, cioè attorno al 2000, le cose sono cambiate in maniera decisa, perché appunto hanno cominciato a scrivere romanzi o libri o saggi o altre forme di produzione definita letteratura, personaggi che con la letteratura c'entravano poco niente. Perché cosa si è creato in Italia, ma anche in tutto l'Occidente? Certo, come in tutte le cose, l'Italia ha creato una caricatura di tutto questo. Cioè, quando il personaggio diventa famoso per altri motivi, nello sport, nello spettacolo, in un lavoro specifico anche tecnico-scientifico, automaticamente è autorizzato a scrivere un libro di successo. E questo una volta non avveniva, perché effettivamente si valutava la bravura reale di un certo autore che magari non sapeva calciare il pallone, oppure non sapeva intrattenere il pubblico in maniera fluente, oppure non faceva un altro mestiere, ma faceva solo quello e sapeva scrivere veramente. E allora naturalmente scattava tutto un meccanismo che si vede molto bene in questo inserto di oggi. Ripeto, andate in edicola e ve ne imposterete. La stampa oggi costa 2,50, ma è normale. In ogni caso è palpabile l'idea che allora esistessero dei guru reali, specificatamente vocati alla professione di scrittore, che sapevano fare quello e nient'altro, ma quello lo facevano molto bene. E quindi le interviste a Moravia, a Calvino, che vengono riportate per esempio oggi nel memorandum di oggi, sono assolutamente godibilissime. Per la verità io le avevo già lette, proprio perché avevo acquistato fin da subito Tuttolibri. Ecco, arrivo al punto che diciamo può riguardare il taglio più metapolitico o politico di questa radio. Dopo il 2000 e soprattutto negli anni 10 e 20, Tuttolibri ha cambiato un po' passo, cioè mentre prima diciamo così, aveva la capacità di auscultare posizioni diverse riguardo a tutto quello che viene scritto. Parliamo ovviamente anche di saggi di storia, di cultura generale, di presa di posizione storico-politica. Aveva, secondo me, fino almeno al 2000-2010, la capacità veramente di parlare a tutti, di parlare a un pubblico sia di destra che di sinistra, di raccontare in forma abbastanza oggettiva tutto quello che stava accadendo in relazione al mondo che cambiava. Francamente, da 15 anni a questa parte io faccio fatica a leggere Tuttolibri, l'ho già detto in altre occasioni di trasmissioni culturali a Radio Libertà. Perché faccio fatica, vedo e sento che è stato insufflato anche nell'impostazione della critica letteraria, a volte anche della critica d'arte, ma insomma comunque della recensione o della discussione su un libro, è stato impostato un modo di ragionare tipico di una mentalità che sicuramente oggi anche in Italia è predominante in ambito culturale, e che insomma racconta quel modo di vedere che sappiamo, insomma, femminismo molto fiero e ribelle, valutazione dei rapporti con il mondo e con quindi altre culture etniche e culturali, tali appunto da sopravvalutare in maniera decisiva tutto quello che viene da lontano e poco
quello che c'è nel nostro paniere di casa. Ma questo è solo una parte di tutto un discorso che deve rendersi conto di una difficoltà comunque di approcciare la letteratura in senso lato, perché la letteratura è passata di moda, diciamo la verità. La letteratura ovunque, in televisione, sui social, se ne parla poco. Se ne parla poco perché non c'è più quell'impatto che hanno altre realtà, hanno altre realtà che non è che non siano culturali, per carità, ma non passano più attraverso diciamo, il codice del libro o di qualcosa che ha a che fare con l'insegnamento relativo ai libri e alla letteratura. E tutto questo è legato anche al progressivo, mi rifaccio a quanto dicevo 5 minuti fa, alla progressiva crisi del cartaceo e quindi alla nascita di un mondo digitale che passa attraverso mass media vari, social, internet e via dicendo, e che soddisfa meglio certe nostre curiosità, certe nostre realtà. Poi sappiamo che in Italia, anche al nord, il numero di lettori non ha mai raggiunto livelli impressionanti. In altre zone d'Europa si legge di più, specialmente in Nord Europa, e diciamo così si incentiva di più la lettura fin dai banchi scolastici. Ma questo poi diventa un altro discorso. Tutto libri si festeggia, quindi chiaramente 50 anni sono tanti, ci auguriamo che vada avanti per altri 50 anni tutto libri, ma insomma raddrizzando un po' la barra, perché francamente non ci convince più completamente e vorremmo delle recensioni più oggettive e più pacate anche rispetto a libri o ad altri contesti che noi vorremmo conoscere. A volte, ecco, per esempio, ultima nota, sono bastonati anche gli autori nuovi, perché appunto non essendo abbastanza famosi non se ne parla, non se ne vuol parlare. Ovviamente se appartengono anche lontanamente a una cultura di centrodestra, è vero, negli ultimi tempi, negli ultimi anni, chi diciamo cura tutto libri se ne guarda bene dal parlare, e questo non è bello, è sicuramente poco piacevole, lo diciamo comunque con tutto il rispetto di chi fatica lo stesso e ugualmente a trattare tutti questi argomenti. Adesso io vorrei passare all'arte, perché è stata restaurata, diciamo così, una parte, un'area di Palazzo Te a Mantova che merita la nostra attenzione. Devo dire che Palazzo Te è sempre stata una delle mie grandi passioni. Palazzo Te a Mantova è una delle realtà monumentali di impianto soprattutto rinascimentale, ma poi naturalmente restaurata, rifatta e rilanciata in epoca moderna, che mi appassionano di più. Mantova è una città meravigliosa, è una città che assieme a Venezia, assieme a Ferrara, diciamo, appartiene a quell'immaginario anche collettivo di tutto quello che vibra sull'acqua, sui fiumi, ovviamente in mezzo alla pianura, ai bordi della stessa. Mantova, città lombarda come impronta e anche come lingua, nonostante qualcuno insomma la giudichi più emiliana, ma in realtà ancora di antica diciamo essenza lombarda, come aveva scritto lo studioso Claudio Beretta, ma nel complesso è un regalo all'umanità Mantova, per la bellezza dei laghi da cui è circondata, per i grandi monumenti che afferiscono all'epopea dei Gonzaga, che sanno tutti essere stati i padroni di Mantova per tantissimi secoli, e proprio anche per Palazzo Te. Bene, è stata restaurata definitivamente la sala dedicata ad Amore e Psiche. La sala fu non affrescata, perché non si tratta di affreschi, ma di lavori ad olio su intonaco, attenzione. Lavori ad olio che vennero eseguiti da Giulio Romano, su commissione appunto della Casato Mantovano. È
e in relazione forse anche a delle vicende, non è ancora chiarita completamente la faccenda, a delle vicende amorose dell'allora conducator della casata stessa. Ebbene, è chiaro, evidente il riferimento all'antico mito di Amore e Psiche. La possibilità adesso di rivederla nel suo splendore, completamente restaurata questa sala, con i colori tipici di Giulio Romano, pastosi, tipicamente rinascimentali, capaci di attrarre oltre i tempi specifici in cui sono stati prodotti, e ovviamente in diretto riferimento al mito. Qui non abbiamo tempo di ripetere il mito di Amore e Psiche, è in realtà uno dei miti più belli, più affascinanti, più gustosi, più stravolgenti dell'intera mitologia greco-romana. Amore e Psiche, perché l'amore sta assieme, è attratto dalla psiche? Questo argomento è un argomento che poi introduce anche quello successivo di oggi, relativo ai sogni. Ma noi sappiamo che comunque lo amore maschile e la psiche devono andare in contatto armonico, se no non succede niente, oppure va a finire male tutto quanto. Psiche è sedotta da amore, quindi proprio come in una coppia di maschio e femmina, o eventualmente per coppie più diciamo LGBT, da chi è più dotato di elementi femminili e più dotato di elementi maschili, indipendentemente dal genere. Ma l'amore, per riuscire a sedurre Psiche, deve far fatica, perché non si tratta di questioni solamente meccaniche, quanto appunto in pratica di rubare l'anima a Psiche stessa, cosa che non sempre accade e che comunque ha bisogno di tutta una serie di cerimoniali che sono proprio ben descritti da Giulio Romano nella magnifica opera che noi potremo andare nuovamente a rivisitare, appunto essendo stata restaurata completamente. È soltanto una parte questa di Palazzo Te, perché a Palazzo Te c'è ogni ben di Dio, e veramente vale la pena, ripeto, di andarci, non fosse altro perché il visitare quel contesto cromatico, culturale e artistico in un più ampio riferimento che è quello mantovano, dell'area verde adiacente a Mantova, risulta diciamo un viaggio in paradiso. Risulta un viaggio in paradiso. Quando poi le opere sono appena restaurate, risplendono quasi di una luce superiore, nel momento stesso in cui noi andiamo a caccia di quel rinascimento perduto, che è stata la nostra forza, che è stata la forza soprattutto del centro-nord dell'Italia, quindi di un contesto tosco-padano, dove gli autori si sono rivelati sapienti, manipolatori dell'antica conoscenza archeologica e mitologica, naturalmente. La mitologia non passerà mai di moda, perché, come ho detto anche in cultura popolare del lunedì molto spesso, perché nella mitologia è già presente il futuro dell'umanità. Cioè la mitologia non è soltanto la mitologia greco-romana, come altre mitologie, noi conosciamo meglio quella greco-romana, ma val benissimo anche la mitologia celtica. Tra l'altro oggi si festeggia Samonios, per chi volesse più rifarsi al nord dell'Europa. Però quello che voglio dire, la mitologia non è soltanto la conoscenza psicologica dell'essere umano, ma la profezia di quello che avverrà nel mondo, perché alcuni miti, non Amore e Psiche, ma sicuramente altri miti che riguardano soprattutto Giove e Saturno, sono in grado di spiegare cosa è accaduto realmente nel corso della storia fino ad oggi. È un argomento estremamente piccante questo, che poi diciamo vorrò rilanciare e ritrovare in cultura popolare, però la capacità e la forza di riuscire a parlare ancora oggi, dopo 2000-3000 anni, da parte della mitologia al cuore umano, è tale e tanta
che appunto attraverso l'arte, e solo attraverso l'arte, o prevalentemente attraverso l'arte, noi riusciamo a capire proprio questa forza intrinseca della effettiva mitologia. È vero che i tempi sono cambiati, per esempio che l'amore non ha più le stesse movenze, gli stessi stili, le stesse cerimonie. Gli ha raggiunto forse la notizia, tra le ultime, non voglio neanche fare riferimenti geografici, comunque è una notizia che riguarda il territorio italiano, di una donna che tradisce il marito con due, cioè a letto con due extracomunitari. Ecco, in una sorta appunto di festosa orgia autunnale. Il mondo è cambiato, voi dite sì, è vero che ha cambiato formalmente, è stato superato il muro del suono da questo punto di vista, per esempio nella sessualità, però è anche vero che permangono alcune leggi che appunto amore e psiche riescono comunque a raccontarci molto bene. E appunto presi per mano da questo immaginario, diciamo così, di ispirazione iconica, vogliamo affrontare quest'altra pagina che vi ho preannunciato: 125 anni dell'interpretazione dei sogni. Beh, ci troviamo di fronte al capolavoro di Sigmund Freud. Chi era Sigmund Freud? Sigmund Freud è stato il maggiore psicanalista della storia umana, viennese, di origine ebraica, esercitò nella famosa Bergasse 17 appunto lo studio mitico, no? Il sacrario della psicanalisi mondiale. Chi va a Vienna non può esimersi dall'andare a vedere e a visitare Bergasse 17, dove appunto con questo numero poi anche molto, molto singolare, noi possiamo ammirare quello laddove diciamo così, il lettino famoso dello psicanalista era operativo. Ma Freud è stata tanta roba, perché poi in realtà nei suoi libri, nelle sue conferenze, lasciò un'eredità enorme riguardo alle caratteristiche della psiche umana. In buona sostanza, senza fare il saccente prof di liceo, ci mancherebbe altro, sono cose che oramai sanno un po' tutti, ma che vale la pena ripetere, ripetita Juvent, diciamo il confronto fra la parte conscia e la parte inconscia della nostra personalità è la chiave per capire e comprendere i comportamenti dell'essere umano. Il nostro conscio censura o guida o canalizza quello che arriva come flusso magmatico, burrascoso dal nostro inconscio. E quindi questa continua sfida e questo filtro che viene, secondo Freud, esercitato nei confronti dell'inconscio, permette in qualche modo di vivere. Perché? Perché le pulsioni, talvolta anche brutali e bestiali, ogni riferimento a quanto vi dicevo 2 minuti fa è puramente casuale, ebbene tutti questi moti emozionali non possono esprimersi nell'animo umano d'emblée, no? Cioè in maniera automatica, ma devono essere filtrati appunto dal meccanismo conscio, il quale serve comunque a tante cose. Serve a stare assieme a una persona, a condividere gli spazi, serve a lavorare, perché è concentrazione sia mentale che attuale, dell'animo, tu ravvisi di comprendere il positivo, naturalmente, no? Quindi fondamentale è che dei meccanismi che aveva benissimo riconosciuto la psicosi. La
psicosi è caratteristica delle persone che, non riuscendo a uscire inconscio, si arrabbiano troppo, vengono prese dall'ira, reagiscono coi nervi, nevrosi. La psicosi invece è tipica di coloro che apparentemente non reagiscono, ma assimilano in maniera masochistica e quindi si fissano su certe idee, su certe ossessioni mentali. Semplice e al tempo stesso non facile da diagnosticare in maniera diretta, perché come sapete l'esercizio conoscitivo di Freud è diventata anche una terapia che ha avuto un enorme successo nel corso del Novecento. E non possiamo neanche dimenticare però che questa terapia è diventata filosofia, ha abbordato la politica, non fosse altro perché un certo Herbert Marcuse, filosofo anglosassone, teutonico poi anglosassone, espletò una sua idea, una sua ideografia, ecco, che poi descrisse in Eros e Rivoluzione, che ha avuto un successo enorme nel pensiero della sinistra, perché finalmente, voglio dire, nel bene e nel male, adesso non voglio dare giudizi affrettati, ha partorito la nuova sinistra pansessualista, appunto. Quello che non riuscì il fascio e il martello, riuscì il pene e la vagina. Misteri dell'umanità naturalmente, ma Freud questo non l'aveva detto, è stata l'interpretazione di Freud, l'interpretazione del pensiero freudiano da parte di alcuni studiosi come Marcuse, che hanno canalizzato tutto questo discorso in una chiave perfino sociopolitica che non ci si aspettava proprio. Ma lasciamo perdere adesso questo discorso più generale, il dialogo dei massimi sistemi, e andiamo al sogno, perché vedete, è da millenni che l'essere umano cerca di interpretare il sogno. Pensate alla Cabala, pensate all'Otto, pensate a Totò, e tutte. Sì? Siamo al break, a dopo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie. Quindi l'interpretazione dei sogni è il capolavoro di Freud perché? Perché nel sogno lui, Sigmund, no? Con la sua barba, con la sua voglia di indagare quelli che sono i segreti dell'animo umano, a Vienna, e comunque insomma Vienna da questo punto di vista è una delle capitali morali, qualcuno dice immorali anche, d'Europa, e arrivò a comprendere Freud il fatto che nel sogno è possibile, come una cartina al tornasole, è possibile vedere come funziona l'animo umano. Perché? Perché noi non sogniamo a caso, non è che i sogni siano
senza motivo. Cioè sogniamo delle cose casuali, così, tanto quello che ci viene nelle notti magari di indigestione o nelle notti in cui si fanno i cosiddetti sogni d'oro, no? Cioè qualcosa di meraviglioso sotto tutti i punti di vista. No, ma non è casuale questo, perché in realtà noi stiamo sognando quello che proietta il nostro inconscio. Ecco, nella fase diurna vince il nostro conscio, quindi quello che anche immaginiamo nella fase diurna da svegli, durante la veglia, ecco, è qualcosa che viene comunque manipolato dal conscio, dal livello di coscienza. Mentre di notte ci lasciamo andare, perché non c'è più il controllo della coscienza, e lì emerge tutto questo magma, tutto questo ben di Dio o del diavolo, battuta così non casuale per Halloween di ieri sera, ebbene, che sta dentro di noi. Quindi le pulsioni nascoste, i desideri, o hanno delle proiezioni dirette, quasi cinematografiche, che possono riguardare tanti aspetti della vita che noi consideriamo piacevoli o che possono produrre forme di piacere, oppure sono traslati, cioè i nostri desideri inconsci sono traslati, cioè cosa significa? Diventano simboli. Quindi noi sogniamo delle realtà, dei fatti, delle situazioni, dei personaggi che incarnano come dei simboli quello che che il nostro inconscio sta elaborando come desiderio, come volontà inconscia, come pulsione, come istinto. Ecco, questa un po' è la chiave di volta per comprendere l'interpretazione dei sogni. E così automaticamente nelle pagine del capolavoro Freud cercava insomma di far intendere come l'interpretazione debba seguire alcuni canoni che non sono facili certamente e che non riguardano aspetti esoterici come poi accade invece con altre metodologie di interpretazione dei sogni, ma semplicemente risultano lo specchio di alcune condizioni che noi stiamo vivendo nella vita conscia, nella vita diurna, e che poi hanno modo di fluire attraverso il sogno. Naturalmente si intende che se non ci fosse il sonno quindi, e il sogno, non riusciremo in qualche modo a sfogare tutte queste pulsioni, tutti questi istinti, tutte queste realtà. E quindi a volte anche, certo come descrive Freud, noi ci ritroviamo in una condizione fisiologica negativa. Prima parlavo di indigestione, ma altre forme dolorifiche o rumori esterni tipo suoni di campane, probabilmente in senso classico, o altri suoni che nel dormire o nel dormiveglia producono comunque in realtà altri simboli e altre situazioni, perché c'è sempre il fenomeno della traslazione, cioè della traduzione da evento reale o da situazione reale o da problema reale in simbolo, in sistema onirico. E non a caso appunto il cinema viene chiamato la fabbrica dei sogni, perché il cinema ha avuto successo proprio sulla base, lo sa benissimo il collega Vincent, dunque proprio sulla base del fatto che permette di sognare, cioè permette una volta 2 o 3 ore di star sognando, insomma di essere nella condizione di sognare. Se il film non piace è come se noi non riuscissimo a sognare, appunto, perché quel sogno non fa parte della nostra sensibilità. Ma in realtà noi siamo produttori cinematografici, siamo produttori fotografici, cinematografici, anche produttori di video social in un certo senso, per stare alla page, e quindi noi siamo in grado comunque di far fluire tutto questo materiale che effettivamente è dentro di noi.
Certo, Freud riconduce molta parte di questo materiale a tematiche di ordine sessuale. Perché? Perché questo è, diciamo così, la ciliegina sulla torta di tutto il pensiero freudiano, che è fondamentale però. L'inconscio, qual è il motore dell'inconscio? Qual è il motore principale, quello che muove tutta la dinamica dell'inconscio? Il sesso, il desiderio sessuale, perché secondo Freud prima di tutto il resto, no? Per certi aspetti prima della fame e della sete c'è la voglia di fare l'amore. Va bene, c'è la voglia di fare l'amore nel senso di riuscire a espletare la famosa libido freudiana naturalmente, no? Che in realtà deve essere incanalata attraverso, prima parlavamo appunto di amore e psiche, l'amore secondo Freud sarebbe, e alcuni sogni lo dimostrano, sarebbe l'insieme delle modalità attraverso la quale viene sublimato e poi desublimato. Mi spiego meglio. Prima si sublima, perché se io non mi innamoro di qualcuno non riesco poi a congiungermi carnalmente, no? E al tempo stesso però si desublima, perché nel momento in cui si accerta la reciproca il reciproco tenore sentimentale, il fatto di volersi bene, ci si lascia andare in fase desublimante, dice Freud, appunto, attraverso i piaceri dei sensi e della carne. Tutto questo, naturalmente, inquadrato all'interno della dinamica del sogno, risulta complesso, e devo dire tutte le osservazioni che aveva fatto sui sogni dei suoi pazienti, spesso e volentieri delle sue pazienti, tantissime signore della Vienna Bene di 125 anni fa appunto passavano da lui perché dovevano raccontare quello che sentivano e provavano. Viene decodificato attraverso delle formule scientifiche naturalmente che sono apprezzabili e che hanno fatto la fortuna anche proprio della dinamica psicanalitica vera e propria. Il fatto di far stendere la persona sul lettino significa riprodurre il meccanismo del sonno e del sogno, cioè in una situazione quasi letargica il paziente di Freud, ma di tutti i psicanalisti contemporanei, si lascerà andare appunto ad una catena incontrollata di parole che assomigliano alle immagini del sogno. Ecco, tutto qui. Sì? Pronto? Buongiorno professor Rognoni, Lisetta. Salve Lisetta, prego. Ecco, io volevo dire due parole sul Casanova, siccome c'è una mostra a Venezia, per carità, chi interessa, che naturalmente sarà interessante. Ma certo, stiamo parlando di amore e sesso, Casanova... e va bene Casanova, Lisetta, prego. Allora, oltre il mito, testimone del Settecento, dico io. Allora, a 300 anni dalla nascita a Venezia, convegno e mostra. Allora, il 2 aprile 1725, mi sembra che questa è la data, nasceva a Venezia Giacomo Casanova, uno dei personaggi più enigmatici, amato e detestato, che ha visto, secondo me, il suo nome diventare quasi esclusivamente in tutto il mondo sinonimo di gran seduttore. Ma anche diplomatico, professor Rognoni, letterato, astrologo, poeta, uomo di teatro di corte, e in effetti fu capace di vivere, secondo me, nello sfarzo come nella povertà, fra ladri e prostitute, come nei salotti culturali e i palazzi aristocratici del tempo. E voglio terminare il podcast Dietro la storia. Il culmine sarà una grande mostra che da questo mese ormai è terminato, va a febbraio 2026 alla Galleria di Palazzo Cini a San Bio e le due sale Carnelutti e Piccolo Teatro a San Giorgio a Venezia, per chi volesse andare a vedere. Io andrò a vederlo, tra parentesi. Comunque a chi interessa è più che interessante. Ecco, ci trovano le due parole. Io la saluto professore, mi scusi del contrattempo, grazie a lei, buona giornata. No, niente, grazie Lisetta. Casanova anticipò Freud. Anticipò Freud, perché essendo lui del Settecento, Freud appunto abbiamo detto fine 800, inizio 900. Perché?
Una delle sue massime, dei proverbi, quindi della guida morale, o meglio immorale della sua vita, era la seguente: fatele sentire prima degli angeli, perché poi godranno nel cadere come Lucifero in una dimensione diabolica. Ovviamente io non sono qui a celebrare questa visione cinica di Giacomo Casanova, anche se dobbiamo riconoscere che in questa maniera riuscì a sedurre circa 5.000 donne. E non so se la mostra di Venezia, che propone giustamente la Lisetta, sottolinea questi aspetti. Cioè, in pratica, perché precede Freud? Perché Casanova ci suggerisce sommessamente, ironica naturalmente, prima di sublimare completamente, appunto, attraverso quei meccanismi romantici tipici della seduzione, anche più dolce, e poi naturalmente solo in questa maniera, raggiunta la vetta, verrà la voglia da parte della donna di cadere giù in basso. Guardate che sono cose che nel 2025, quelle che sto dicendo della filosofia di Casanova, sono tacciabili giustamente di maschilismo, di visione della femmina come oggetto. Io non le condivido assolutamente queste cose, però ve le riporto perché comunque Freud aveva una visione allora, 100 e rotti anni fa, comunque tipica del tempo, di un tempo ancora in cui l'idea della donna era negativa, cioè insomma riguardava soprattutto una dimensione strumentale, appunto come fonte di piacere per l'uomo stesso. E, naturalmente sono state scritte pagine molto complicate, così da rileggere, sui detrattori anche di Freud, anche se, ripeto, poi quello che è accaduto dopo, cioè da parte del mondo marxista e libertino e libertario, esempio Marcuse, ma poi tutto il 68 e quello che è venuto fino ad oggi, LGBT eccetera, è una cattiva interpretazione di Freud, perché Freud in realtà non voleva dire quello che voleva dire Casanova, cioè Casanova, diciamo, ho detto, ha previsto l'aspetto peggiore del freudianesimo, ma Freud in realtà sapeva benissimo, perché era figlio di una moralità, comunque di una visione etica sia ebraica che sacrosanta, voglio dire, sia ebraica che mitteleuropea, vero, austriaca, secondo la quale comunque non puoi fare sesso sempre per sempre, cioè voglio dire, il sesso è il motore, ma il traguardo è la sublimazione del sesso, attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso la filosofia, attraverso il lavoro anche manuale, intendiamoci, dell'operatore ecologico o dell'operaio, cioè attraverso tutte queste forme dove si dimostra che appunto si fa un buon utilizzo di quell'energia che ha una natura sessuale. Certo, Casanova, essendo il suo mestiere, quello insomma del puttaniere e del seduttore e dell'esercitatore di sesso multiplo, ecco, allora va bene, lo faceva perché poi dopo gli rendeva anche economicamente tutto questo discorso qua. Però ecco, vedete, i fili si intrecciano in una maniera spaventosa ed è difficile districarli. Però ritornando a Bobba, in realtà il sogno non può essere soltanto quella dimensione, ecco, che ci riconduce a una questione libidica, diciamo di istinti, di pulsioni, di sessualità. Il sogno forse, e questo paradossalmente l'hanno capito più i cabalisti o gli esoteristi, no? Mi viene in mente anche Igor Sibaldi, che ha scritto qualcosa sul sogno, è stato veramente intervistato per questa radio, poi presto lo risentiremo, ma voglio dire, chi ci ha lavorato partendo dalla dimensione più esoterica, divinatoria eccetera, non ha sbagliato, non ha detto delle cose che
vanno contro Freud o comunque non servono a capire meglio tutto quello che è qualcosa di più grande di noi il sogno, perché il sogno appunto è qualcosa che riesce a raggruppare 1000 questioni in una sola, naturalmente. E quindi lo stesso Calderón de la Barca nel Cinquecento diceva appunto la vita è sueño, appunto la vita stessa è sogno, è la vita che è un sogno, naturalmente, perché noi in realtà non siamo sicuri che quello che stiamo vivendo è l'unica realtà possibile, ma è il parto del grande sogno collettivo, e qui interviene Jung col famoso inconscio collettivo, perché Jung fu allievo di Freud, poi se ne andò per la sua strada, svizzero, a raccontarci quanto poi noi siamo dentro qualcosa che affascina proprio perché assomiglia al sogno stesso. Pasolini 50, prosegue la Pasolineide, no? Delle mie trasmissioni. Il 2 novembre, domani quindi, il giorno dei morti, viene ritrovato il cadavere di Pasolini, 2 novembre 1975. Io mi trovavo a Urbino. Urbino è una città rinascimentale anch'essa, piena di studenti, allora come oggi naturalmente, che vibrano secondo percezioni tipiche del modo di decodificare la cultura. Mi ricordo studenti entusiasmi di fronte guardando la televisione nella sala studentesca dell'università, mi ricordo entusiasti di fronte agli esami non finiscono mai di quell'anno di Edoardo De Filippo. Ma quella sera, io ero appena arrivato a Urbino, iniziavo i miei studi universitari, quella sera cadde un silenzio tombale. Era il 2 novembre del 75. Un silenzio tombale, agghiacciante. Pasolini ritrovato morto. Perché? Come mai? Come mai era potuto succedere tutto questo? Uno dei rappresentanti più illustri dell'intelligenza padana italiana, ucciso barbaramente al Lido di Ostia. Ecco, un trauma che fu profondo e che probabilmente segnò la fine di un'epoca, l'inizio di un'epoca nuova. Pasolini aveva incantato, stupito, nauseato. L'abbiamo già detto altre volte. Adesso io vi leggerò una poesia di Pasolini dedicata alla madre, che è molto interessante non solo per la sua bellezza, e capirete perché Pasolini era un maestro di poetica, ma perché ci permette di capire come Pasolini era legato alla figura materna in tutta la sua tragica vitalità. La volta scorsa ho detto un Petrarca al contrario, stavolta dico, visto che Lisetta mi ha dato il suggerimento giusto, ancora la ringrazio, un Casanova al contrario. Sentite un po', io mi immagino, guardate che questa poesia si intitola Supplica a mia madre, di Pierpaolo Pasolini, scritto ovviamente qualche anno prima della morte. Questa poesia sia stata l'ultima preghiera quando veniva bastonato e ucciso da quel ragazzo al Lido di Ostia, col quale intratteneva rapporti mercenari. Ma forse l'abbiamo detto e lo ripetiamo, poi sentiremo lunedì il parere anche di Marco Tonini. Ma appunto, lo ripetiamo, forse anche perché sapeva troppo, quindi non c'era solo sesso. Freud dalla tomba non so cosa avrebbe detto, ma sentite un po'. Supplica a mia madre. E quindi immagino che sia stata l'ultima parola che lui ha pensato
mentre stava esalando l'anima. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre, prima di ogni altro amore. E dentro, sentite, è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. È dannata alla solitudine la vita che mi hai data. Ho infinita fame d'amore, di corpi senza anima, e ti supplico, madre, di non voler morire. Penso che sia la più bella poesia del Novecento italiano, assieme alla famosa poesia di Ungaretti, dedicata alla madre. In pratica, in questa poesia, Pasolini che cosa ci dice? Già dicevamo le volte scorse, appunto, il rapporto con la madre era abusivo. In realtà lui amava solo sua madre e nessun'altra donna poteva stare al passo di sua madre, tant'è vero che lui andava con gli uomini. E quindi dice, è difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Cioè, lui aveva in mente un modello di donna mariana quasi, ricordiamo il cristianesimo primitivo di Pasolini, che contrastava con la sua stessa, il suo stesso carattere, la sua stessa pratica di vita. E quindi tu sei, dice, la sola al mondo che sa del mio cuore. Questo era un problema di Pasolini, cioè lui non riusciva a far capire agli altri, perché a lui piacessero i ragazzi giovani da toccare, da amare, eccetera, eccetera. Non riusciva ad essere capito neppure da quel mondo comunista che allora era francamente omofobo. E non riusciva a raccontare veramente. Questo è il mistero dello scrittore. Lo scrittore non è mai completamente contento di se stesso. Quindi ciò che è stato sempre, prima di ogni altro amore. Quindi questa figura materna che batte tutti gli altri amori possibili e di fronte alla quale soltanto l'infernalità dell'orgia corporea può soddisfare le sue esigenze, prima di ogni altro amore, quindi. E quindi ecco la battuta: è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Pensate un po', è una dei passi poetici più belli dell'umanità. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Come fa il bene e il male a rincorrersi in questa maniera nel mondo, nell'umanità? Come fa Dio e il diavolo, come fanno a colloquiare così fittamente, al punto da far sbarellare la mente pasoliniana? E quindi è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. Certo, voi direte odio e amore, certo, perché lui nel momento stesso in cui non riconosce altra donna se non sua madre, dice: ma perché tu come madre non potevi fare una scelta diversa, non potevi darmi un corpo e uno spirito che riuscissero ad amare regolarmente, ad amare le donne, ad amare il mondo. E quindi tu sei al tempo stesso la colpevole di tutte le mie ansie. E così il risultato è quello di nutrire, dice appunto, infinite fame d'amore di corpi senza anima. E qui appunto viene in mente Petrolio, che sbalordisce come romanzo
perché ci racconta delle cose francamente brutali nella loro infima diavoleria, appunto pansessualistica, morbosa e sfinitamente diciamo vogliosa di carne, e quindi di corpi senza anima, e finisce la poesia: ti supplico non volere morire. Ecco, Eros e Thanatos, amore e morte, prima diciamo amore e psiche, ma in un certo senso, andando a vedere Giulio Romano lo si capisce, l'amore riesce ad amare la psiche se anche dà un fine all'amore stesso, un termine all'amore stesso, che è la stessa morte. Quindi questa poesia è all'interno della raccolta completa appunto di tutte le sue poesie, che trovate comodamente in libreria se volete, se no ovviamente ci sono queste poesie anche in alcuni siti di internet. Noi ci avviamo davvero alla conclusione e vediamo inesorabile il nostro orologio che passa. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci, arrivederci.